Rieccoci in diretta e adesso andiamo a Oderzo, dove oggi è andato in scena il Festival della Bellezza, dove sono state presentate nuove tecniche mediche, ma anche tutte quelle prestazioni che aiutano le donne che stanno combattendo contro il tumore al seno per sentirsi più belle. Una giornata dedicata alla bellezza, per coccolarsi, prendersi cura di se stesse, ritrovare la propria femminilità nonostante la malattia. È la giornata organizzata dall'Associazione Amiche per la Pelle, perché la cura del tumore al seno passa attraverso le terapie e gli interventi, senza dimenticare però il bisogno di sentirsi donne, di sentirsi belle. In questo ritorno alla vita assume un ruolo fondamentale una nuova tappa nel percorso di ricostruzione del seno. Presentiamo la prima protesi al mondo di capezzolo e l'Italia e la Francia hanno fatto i primi casi al mondo. Questi primi casi, io personalmente ho fatto i 12 casi italiani, i risultati sono stati, devo dire, strepitosi, perché è un intervento velocissimo che ridà per la prima volta la proiezione del capezzolo alle donne che hanno subito la mastectomia. L'importanza di questa protesi nel sorriso e nelle parole di Cristina, che ha vinto la sua battaglia contro la malattia. Mi ha fatto la ricostruzione, però ero senza il capezzolo. Quest'anno il dottore ha proposto la ricostruzione, dove io ho accettato e adesso sono finalmente felice. È stato ritrovarmi di nuovo donna, perché mancava un pezzo di me. Posso finalmente mettere delle magliette, una canottiera ed essere finalmente completa, insomma. Alla giornata ha preso parte un amico e sostenitore dell'associazione, l'attore e presentatore Flavio Insinna. C'è un concetto fondamentale: chi sta male deve essere curato, chi sta male deve essere aiutato e sostenuto a ritrovare poi anche la piacevolezza della vita, con appunto la scienza e anche l'estetica. Perché c'è la salute, c'è l'estetica, c'è da consentire alle persone di tornare anche a sentirsi, ci capiamo, belli, cioè tornare alla vita. Poche regole per veicoli facili da truccare, una situazione complicata quella dei monopattini elettrici, al punto che uno dei più noti rivenditori in zona ne scoraggia addirittura l'acquisto. Ma quando arriva qualcuno che è così un po' indeciso tra bicicletta e monopattino, voi cosa fate? Cerchiamo innanzitutto di portarli sulla bicicletta elettrica. Perché è più sicura? Più sicura, certo, di sicuro. Mancano regole certe, allora se può cerca di non vendere i monopattini elettrici. Saverio Grio con Marino Bortoletto, oltre ad essere volti notissimi del mondo automobilistico, da un po' di tempo si sono espansi verso quello a 2 ruote elettriche, monopattini compresi, accorgendosi che se non normati possono diventare davvero pericolosi. Questi monopattini purtroppo c'è chi li trucca in un certo senso, insomma, perché non basta fare i 20 all'ora, ma li vedi che sfrecciano su strada anche a 40 all'ora, purtroppo. Allora meglio vendere biciclette rispetto ai monopattini, un mondo secondo Saverio decisamente ancora troppo selvaggio. Come tutte le novità, anche queste hanno bisogno di una normativa molto più stringente. E la sua non è l'unica voce che stiamo registrando sul tema. Critiche sono arrivate qualche settimana fa anche da Conegliano. Incominciano ad esserci incidenti gravi anche con i monopattini, che è un nuovo veicolo, e sottolineo veicolo perché è stato proprio riconosciuto normativamente che è un veicolo, molti lo dimenticano, e addirittura c'è stato qualche caso di guida in stato di ebbrezza del monopattino. Anche dai cittadini sono arrivati dubbi sul corretto utilizzo di questi veicoli e sulla mancanza delle regole. Overboard, monopattini elettrici, cose che trovi mentre guidi, li trovi in strada e non sai come comportarti. E il caso sciopero della vendita di monopattini all'ex Pagnossin non sembra essere isolato, visto che finalmente qualche novità sembra arrivare. Casco lo proponiamo, tra un po' verrà fuori, diciamo che dal 1° luglio vengono fuori obbligatorie le frecce e specchietti. Ma sin dall'inizio il consiglio è verso i pedali, seppur assistiti, decisamente più sicuri. Sinceramente cerchiamo di portarlo sulla bicicletta elettrica, che naturalmente è una cosa decisamente diversa rispetto al monopattino, non è proprio una moda, ma è una cosa dove effettivamente dà altre possibilità. Il
soprano Francesca Piavitale per il ruolo di Giulietta e il tenore Davide Tuscano per il ruolo di Tebaldo vincono la 50ª edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti dal Monte, promosso dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto. Due giovani promesse della lirica che ieri sera sul palco del Teatro di Treviso si sono aggiudicati il ruolo per l'opera I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini. Il dramma in 2 atti andrà in scena per la prossima stagione lirica nei teatri del Monaco di Treviso, al Verdi di Padova, al Sociale di Rovigo e al Teatro Pergolesi Spontini di Iesi. La commissione giudicatrice, presieduta da Giorgio Benati, ha ritenuto di non assegnare i ruoli di Romeo, Capellio e Lorenzo. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento domani su Antena 3 a partire dalle 14 con lo speciale elezioni. Tutti i risultati e i commenti, i vincitori e i vinti del voto nei comuni del Veneto. Una maratona non stop da non perdere, collegamenti dalle principali piazze protagoniste della sfida e ospiti in studio per essere aggiornati in tempo reale sul verdetto delle urne. Vi aspettiamo dunque domani a partire dalle 14 naturalmente su Antena 3. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale, vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che l'anticiclone africano proteggerà ancora il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 13 giugno. Sul Veneto permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili maggiori annuvolamenti sulle zone montane a partire dal pomeriggio, associati qui a locali acquazzoni. Temperature sempre stazionarie e calde, minime tra 16 e 20 gradi, massime tra i 26 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno o poco nuvoloso. In giornata caldo afoso in pianura, mentre sui monti avremo rovesci e locali temporali. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 29 e 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, ma il transito di un fronte da nord favorirà lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime invece sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.